Allora, quando finalmente si scopre la verità? La si scopre a fine Ottocento, nel 1894, quando il medico Alessandro Yersin scopre il batterio della peste e lo battezza con il suo nome, Yersinia pestis. Però resta un mistero: da dove arrivava? Lo si trovava nei cadaveri dei morti di peste, ma da dove arrivava mai sta bestiaccia? Bisogna aspettare 4 anni. 1898 Paul-Louis Simon scopre finalmente il nesso topi, pulci, infetti, uomo. E eccola qua la pulce, perché la peste è una malattia dei roditori in realtà, eccezionalmente passa agli umani. Ed ecco il passaggio dal topo, la pulce, non tutte le pulci, è come quando andiamo in montagna noi e prendiamo le zecche, se abbiamo la sfortuna prendiamo qualcosa, se abbiamo la sfortuna di essere punti dalla zecca infetta, altrimenti non succede niente. Allora la pulce infetta contagia l'uomo e l'uomo contagia i suoi simili. Ecco il passaggio scoperto nel 1898. Fatta questa carrellata, torniamo indietro e torniamo alla peste che ci interessa, quella del basso medioevo. Venezia è stracolma di gente, terrorizzata perché c'è stato un terribile terremoto, c'è la carestia nelle campagne e un sacco di mendicanti hanno abbandonato le campagne dove si muore letteralmente di fame e sono a Venezia a mendicare, perché lì tra auspizi e ricoveri qualcosa ti danno da mangiare. È in questa città piena di gente, è in questa città spaventata che arriva la peste. Da dove arriva? Dalla Cina, dove si è manifestata nel 1333. Viaggia per anni lungo le piste carovaniere e le rotte della Via della Seta e nel 1947, sono passati 14 anni, arriva sul Mar Nero, a Caffa. E là il signore locale, che è in guerra contro i genovesi, con le catapulte scaglia nelle navi genovesi i cadaveri degli appestati. I genovesi scappano, ma è troppo tardi. Portano con sé in Italia la peste e Firenze e Venezia, abbiamo ricordato il Boccaccio, ne saranno le prime vittime e poi dall'Italia dilaga in tutta Europa. Venezia perde, secondo alcune fonti, 1/3, secondo altre 2/3 della sua popolazione, ma non in anni. Provate a immaginare la scena. Nel giro di pochi mesi, cadaveri ovunque, ma chi li seppellisce? Ma dove li si seppellisce? Veramente era la fine del mondo. Si parla nel Dogado, cioè nella laguna che aveva Venezia e le isole, Murano, Torcello, 160.000 abitanti, si parla di 100.000 morti. Vi do solo questo esempio, che in Maggior Consiglio, dove prima dell'arrivo della peste vi erano 1.250 membri, dopo pochi mesi sono rimasti in 380. Questo vi dà l'idea della tragedia che è stata quella peste. La malattia dilagava perché i mendicanti, per impietosire i passanti, tenevano i cadaveri dei figli, dei parenti accanto a sé. A un certo momento Venezia ordina che non si suonino più le campane da morto, perché su questa folla di morti, di cenciosi, di appestati, c'era questo continuo suonare a morto di tutte le campane di Venezia. E allora ecco che c'è l'ordine: non si suona più a morto, perché la città è già terrorizzata.